Il Favara c'è e non è una meteora, batte l'ostrico Milazzo guidato dall'ex Gaetano Catalano e mantiene il primato in classifica in condominio con Nuova Igea e Gela. Tre squadre in testa a sorpresa dopo 3 giornate, con le favorite che ancora non decollano. Per la squadra di mister Infantino una vittoria che vale il doppio perché ottenuta contro una formazione che si contenderà la permanenza in Serie D e quindi alla lunga potrebbe essere uno scontro diretto. Davanti a 1.000 spettatori con una cinquantina di tifosi ospiti è stato Nacho Varela a segnare il gol vittoria. L'attaccante argentino è stato freddo a 15 minuti dalla fine a trasformare un calcio di rigore per fallo sul capitano Vaccaro contro un Milazzo ben messo in campo e che ha avuto anche le sue occasioni gol. I gialloblu sono andati a 2 passi dal vantaggio nel primo tempo con una doppia occasione nella stessa azione con doppio miracolo del portiere Mamertino, prima su colpo di testa di Tripicchio e poi su tiro quasi a colpo sicuro di Varela. Neanche il tempo di festeggiare comunque questa meritata vittoria con i propri tifosi che già mercoledì si va in campo per l'infrasettimanale. Castrum e Favara andrà a Caltanissetta contro la Nissa. Purtroppo una trasferta ancora una volta negata ai tifosi favaresi. Siamo contenti, sapevamo le difficoltà perché avevo detto il sabato mattina pre-gara, avevo detto che era una squadra tosta, un allenatore che io stimo tantissimo, però noi abbiamo fatto una grandissima partita, dispiaciuto perché si poteva bloccare prima, però i ragazzi non hanno mollato, hanno creduto nella vittoria e questa è una bella soddisfazione contro un avversario che ci ha messo anche in difficoltà. Hai avuto la sensazione di un Favara che in campo ci crede, ti segue o ancora ha bisogno di essere preso per mano? No, io credo che le vittorie vanno ai giocatori, io posso solo dare delle indicazioni. Sicuramente chi è entrato ha dato una spinta ancora in più, ma questo è il nostro gruppo, questo è la nostra idea, quella che quando si passa il testimone al compagno l'altro deve farsi trovare pronto, i 5 cambi si vincono anche le partite. La mia soddisfazione è anche questa, quello che tutti i ragazzi si sono messi a disposizione. Mi è dispiaciuto per Piritera dopo tanti sacrifici, è entrato, sono contento che è esordito dopo un infortunio brutto, però il ragazzo l'ha capito, c'era un'esigenza, quella di portare i punti a casa, non potevo più una squadra che stava spingendo, tenere 3 attaccanti in avanti era rischioso, abbiamo cercato di riempire il centrocampo, ma il ragazzo l'ha capito e era felice della vittoria e questo è lo spirito nostro, non c'è l'io ma il noi, quello che ci deve portare a fare i punti importanti per arrivare il prima possibile alla salvezza, poi si vedrà. E questi 3 punti finalmente hanno fatto gridare la tribuna che generalmente si vede la partita ma è un po' sonnecchiante. No, ma lo sappiamo, il calcio è anche fatto di questo, nel senso che sempre quello che noi diamo, i segnali che diamo, quando una squadra lotta, quando una squadra suda, quando una squadra crede, è positiva e propositiva, la gente si entusiasma e quell'incitamento, quella curva non ti fa mollare ad un attimo, è sempre alla ricerca dei 3 punti della vittoria. Questo è una soddisfazione, come ho detto con la regina, questo deve essere il nostro spirito, quello di cercare la vittoria in casa, di cercarla tutta assieme, non solo la squadra o lo staff tecnico, ma tutto il pubblico, perché credo che questo connubio ci può dare grande soddisfazione. Bisogna sempre non perdere di vista i nostri obiettivi, il nostro percorso e già stare con i piedi per terra, perché già mercoledì siamo chiamati ad un'altra battaglia e solo battagliando tutte le partite come quella che abbiamo fatto oggi, come abbiamo fatto sempre
di campionato noi possiamo raggiungere il nostro vero obiettivo. Ogni domenica, almeno in queste 3 domeniche, c'è stata una bella soddisfazione. E poi, come abbiamo detto con il mister, abbiamo visto finalmente la tribuna gridare, applaudire e incitare. Vuol dire che anche il pubblico ci crede. No, ci credo, più che altro credo che credono in un gruppo di ragazzi che danno l'anima, danno tutto quello che hanno, lo mettono a disposizione della maglia, dei compagni. E di questo sono veramente contento del gruppo che abbiamo costruito. Non perdiamo di vista che è una delle squadre più giovani del campionato, mi pare che abbiamo un'età media, penso una seconda o massimo una terza, più bassa del girone, e questo ti gratifica, vuol dire che abbiamo saputo scegliere gli uomini e i giocatori, però appunto perché è un gruppo giovane bisogna che non ci poniamo tutti la testa. Noi non possiamo perdere assolutamente il nostro obiettivo di vista, non dobbiamo pensare che adesso siamo diventati forti o meglio, o i più forti. Siamo una ottima squadra che solo lottando, correndo e sacrificandosi, aiutandosi così come hanno fatto i ragazzi uno con l'altro, possiamo dare delle altre soddisfazioni alla città che lo merita. Sì, dai, la mano del pubblico, che è il 12° uomo in campo, diciamo che ci dà una mano in più, quindi diciamo che è andata bene, dai. Abbiamo visto una partita all'inizio, forse al primo tempo, un po' leggera, non tanto incisiva, poi man mano che si è giocato, insomma, la cosa è andata a svegliarsi. Sì, sapevamo che era una squadra tosta che più o meno giocava come noi, rognosa, e noi come gruppo siamo un bel gruppo, quindi abbiamo dato tutto. E poi, insomma, 3 risultati utili, 2 vittorie in casa, il pareggio in terra calabra, uno respira a pieni polmoni. Sì, dai, il risultato ci aiutano, diciamo che sta andando bene, dobbiamo continuare così, è un frutto di un lavoro che stiamo in settimana, lavoriamo tanto con il mister e tutto lo staff, e quindi la domenica dà risultati buoni. E siamo alla terza, c'è voglia, c'è volontà, soprattutto c'è risultato e voglia di far bene. Sì, assolutamente, la vittoria di oggi è frutto di un lavoro che abbiamo iniziato il 24 luglio e diciamo che vincere aiuta a vincere, in settimana c'è un buon clima e questa è la cosa più importante, che ci aiuta anche la domenica. È stata una partita faticosa tra i pali? Diciamo che non sono arrivati molti tiri, però comunque, come si sa, il portiere deve rimanere concentrato sempre 90 minuti. Infatti all'ultimo sono arrivate alcune occasioni pericolose dove sono dovuto uscire dai pali, e quindi questo.